un forte vuoto. Sono uscita che questo incrocio è proprio un incrocio, diciamo, maledetto in tutte le sensi, perché ne succedono spesso. E sono venuta fuori e ho visto 4 macchine, ho detto, e sentivo questa bambina che gridava mamma, 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 e ho visto il furgone e niente, ho detto mamma, mamma, ho detto grida mamma, non vedo nessuno. Poi mi sono avvicinata al furgone, ho guardato sotto, mi sono messa le mani nella testa, ho detto mamma mia, ho fatto. Però la donna non si muoveva, non dava segni di vita, ho provato a chiamarla su e giù, anche la mamma di questa signora. E niente, la bimba era spaventata, io gli ho chiesto, ma secondo te come è successo? Ha detto, la mamma era fuori dalla macchina che aspettava il carro attrezzi perché la nonna aveva la macchina in pane che non andava più. E nel frattempo è successo questo incidente che il furgone ha attraversato la strada e ha preso la mamma sotto.